Giornata numero 20 del campionato di Serie D Girone A e derby del Levante e dei nuovi mister tra Chiavari e Bogliasco. Dopo la sconfitta dell'andata i biancoazzurri di Nicolini, reduci da 2 successi consecutivi, sono decisi a ripagare i verde e blu con la stessa moneta, padroni di casa che non intendono però interrompere la serie positiva di risultati che li vede protagonisti dal 2 dicembre scorso con 4 vittorie e 2 pareggi. Minuto numero 9, sblocca subito la partita il Chiavari grazie al piedino caldo di Giuseppe Dolce, proprio come nel derby contro la Lavagnese. Il numero 8 di casa colpisce con la sua specialità. Punizione dai 25 metri, traiettoria insidiosissima per Dinaro che non ci arriva, è 1-0 per i locali. E 3 minuti più tardi arriva il raddoppio, azione tutta sulla sinistra, Peso è bravissimo a leggere il movimento a smarcare di Baudinelli che in tuffo trafigge di testa l'incolpevole portiere bianco-azzurro. Bogliasco in avanti per la prima volta alla mezz'ora, Volpe scodella in mezzo all'area, Romei scatta bene sul filo del fuorigioco e calcia al volo. Ottima l'idea, la coordinazione, un po' meno il tiro che ne viene fuori, troppo strozzato e fuori misura. Pericolosi padroni di casa al 38esimo, cross verso il secondo palo di Peso, da Idone, spizzica di testa per Baudinelli che sbilanciato spara altissimo. Occasionissima per accorciare le distanze quando il cronometro segna il minuto 41, Romei cerca l'azione personale calciando dalla distanza, quello che trova però è un sonoro incrocio dei pali. E la prima frazione di gara si chiude con il parziale di 2-0 in favore dei verde e blu, ma grazie alle immagini e al montaggio del nostro Simone Maggi andiamo a vedere cos'è successo nella ripresa. Ci prova subito la formazione di mister Nicolini, bel cross dalla destra di Ungaro per la testa del solito Romei. L'incornata è però troppo debole per impensierire un reattivo Buriani che allontana. Ma al 15esimo i locali calano il tris grazie alla rete di Grasselli, numero 2 di Stagnaro, cerca e trova la triangolazione in aria con Baudinelli a tu per tu col portiere, il difensore sceglie la potenza portando i suoi sul 3-0. Il Bogliasco cerca di bypassare la ben posizionata retroguardia avversaria affidandosi ai tiri dalla distanza. A provarci è Manzo, ma il suo fendente termina di poco alto sopra la traversa. E alla mezz'ora il Chiavari dopo il tris va col poker segnando il quarto gol. Carbonaro avrà pure il polso infortunato ma i piedi gli funzionano benissimo e dopo aver dribblato un paio di avversari trova lo spiraglio giusto per entrare nel tabellino dei marcatori. Il 4-0 lascia spazio per qualche virtuosismo come la rovesciata del neoentrato Niang. Bello il gesto tecnico, mira da rivedere con la sfera che rotola pochi centimetri dal palo. La partita termina qui, Chiavari Caperana batte Bogliasco 4-0. I ragazzi di Stagnaro archiviano la pratica a Bogliasco con un sonoro 4-0, salendo così a quota 31 punti in classifica. Niente da fare invece per il Bogliasco che dopo 2 vittorie consecutive si vede obbligato ad inchinarsi al Comunale di Chiavari.